Buonasera a tutti ragazzi, come sempre mistero sul mistero. In effetti è stato scoperto che ragazzi il famoso diciamo oggetto interstellare come tutti ben ricordate Oumuamua, quell'oggetto che passò diciamo davanti a noi sui nostri cieli e che avrebbero detto era un meteorite. In effetti poi in- hanno fatto uno studio su questo asteroide. In effetti questo famoso Oumuamua aveva uno strato, ragazzi, organico, quindi non era un asteroide, quindi viene confermata che non era un semplice asteroide fatto di ghiaccio o di altro, ma quindi aveva uno strato organico, quindi hanno mandato qualche cosa. Ciao Alessandro, ciao Avvocatella, quindi hanno mandato diciamo una sonda a controllare che cos'era, solo che figuratevi se adesso noi sappiamo che cos'era, quindi si pensava che questo oggetto fosse un asteroide di un altro sistema planetario, quindi pensavano che era così, però poi dopo hanno mandato una sonda a controllare che cosa fosse questa sostanza organica. Quindi questo qua è stato pubblicato pure sul giornale Nature Astronomy. Quindi ciao Rosanna, buonasera. Quindi quando è passato vicino al nostro Sole ed è passato vicino a noi, hanno mandato una sonda per vedere che cos'era. In effetti passò, se vi ricordate, a 0,25 unità astronomiche. Ciao Jasmine. Quindi era impossibile che diciamo una cometa, un asteroide fosse privo di ghiaccio, perché si sa ragazzi che sono sempre pieni di ghiaccio, però aveva diciamo, una sostanza organica tutto il suo rivestimento, diciamo, una sostanza organica, quindi si può dire quasi viva in effetti, quindi non era un asteroide normale, ma qualche cosa di che non so dirvi, quindi era una cosa assolutamente nuova per noi. Ciao Igor. Quindi questi diciamo oggetti interstellari, questo qua secondo loro aveva 10 miliardi di anni, quindi ciao Lupus, quindi perlomeno non era un asteroide diciamo normale. Quindi anche se dicono che non era una nave aliena, però hanno detto che era qualcosa di organico, quindi non va a capire che cosa è. Quindi diciamo che ha una superficie, dicono, grigiastra rossa e diciamo è una cosa affascinante. Ciao Fabrizio, ciao. Quindi diciamo un- una cosa assurda, strana, quindi un asteroide che è ricoperto di sostanza organica non l'ho mai sentito, quindi l'asteroide di solito ghiaccio, ferro, diciamo tutte cose di un asteroide normale, quindi loro dicono che non era una nave aliena oppure un oggetto diciamo di origine aliena, però da come dicono loro non è che stanno, come si dice, si contraddicono a finale. Quindi prima dicono che era una nave aliena, poi dicono no, c'è semplicemente a sostanza organica, quindi se ha sostanza organica a finale, ciao Loredana, e pure se sarebbe vita, sarebbe sempre qualcosa di vita aliena alla fine, quindi è sempre un casino, quindi non possono negare che anche se non fosse una nave aliena, comunque quella roba lì è viva e quindi assolutamente è aliena, quindi anche se non è una nave, ma comunque quella cosa è aliena, quindi indipendentemente che non fosse un'astronave, però quella sostanza organica è aliena, quindi non cambia nulla. Quindi sempre una forma aliena è, quindi sempre una cosa extraterrestre è. Quindi, però non si sa l'esito, come sempre, giustamente, della sostanza che cosa era. Hanno detto solo una sostanza organica, quindi rossa e grigiastra, quindi solo questo ti dicono.
No, no, è proprio circondato, Jasmine, capisci? Non è proprio... Hanno mandato una sonda sicuramente. Quindi sicuramente hanno mandato per prelevare questa cosa, hanno mandato una sonda, quindi hanno detto che è stato prelevato del campione. In effetti tutto proprio lui era proprio, diciamo, come diciamo, incapsulato di questa sostanza organica, diciamo così, va. Quindi ovunque andavano, non lo so, quindi rimane un mistero perché giustamente può essere pure una nave aliena, perché questi figurati se questi dicono la verità poi. Mo hanno detto che ci stava la sostanza questa qua organica, anche se questa notizia giustamente l'hanno dato alla NASA, quindi secondo me potrebbe bravo Lupus, potrebbe essere tutte e due le cose, sia sostanza organica che qualcosa di una nave aliena ricoperta di sostanza organica, quindi può essere anche questo qui. La sonda purtroppo non è che ha messo, diciamo, ha solo prelevato un pezzettino, quindi già che hanno mandato diciamo, la sonda lì a prendere un po' di, diciamo, sostanza che stava lì per vedere se era ferro, nichel, sa, ghiaccio, quindi già stavano preoccupati, quindi già sapevano, quindi già sicuramente dopo, vedi, dopo un anno si può dire quasi, esce la scritta e noi siamo andati a prendere un campione su Oumuamua, quindi vedi, dopo un anno te lo dicono. Quindi dopo un anno riesce, no che ti dicono, ti fanno sapere l'1% di quello che hanno fatto, quindi forse lo fanno per scrupolo, non lo so, però diciamo, il meteorite o qualsiasi cometa che passa, la sostanza principale, ragazzi, è il ghiaccio. E qui non ce ne stava proprio, guarda caso, un oggetto interstellare che è privo di ghiaccio, quindi appunto Maria. Oumuamua è un nome assurdo, pure io mi imbroglio sempre per dire. Sì, Fabrizio, sì, ma un asteroide, una cometa senza ghiaccio, ma che cos'è? Non è un asteroide, quindi non è un meteorite, non è una cometa, quindi è priva di ghiaccio, non è di questa forma che conosciamo noi. Di solito gli asteroidi, comete o che sia, o corpi rocciosi, come li vogliamo chiamare, come stanno in questa foto, sono tutti ricoperti di uno strato di ghiaccio, sia interno che esterno, quindi invece qua ci stava tipo una melma, tanto per fare un esempio, no? Quindi tipo una melmastra, dai, non può essere che vedete gli asteroidi, ma nessuna non ho mai visto un asteroide. No, no, è andato via, diciamo Muamo, è andato è passato da noi, però dopo un anno hanno detto che loro sono andati lì a prelevare un campione, adesso chissà dove sarà diretto quel coso, quindi sta nello spazio, diciamo, profondo, quindi viaggia così, diretto verso l'ignoto, boh, non si sa dove va, quindi al finale è passato solo di qua e chissà da dove proveniva, quindi questo è il rebus, non è che passa di qua, è passato già di qua e chissà dove andrà a finire poi, questo è il problema. O se poi ritornerà di nuovo qui sulla nostra traiettoria, questo non lo so. Sì, sì, è un mistero come sempre, al finale qua la verità è quando mai la conosci, quando qua incominci a trovare NASA, ESA e quando vedi uno strato organico, questo ma è una traduzione diciamo, dall'inglese, uno strato organico circonda questo oggetto spaziale e avrebbe nascosto il suo vero aspetto. Questa è la traduzione, diciamo, dall'inglese, quindi questo è quello che dicono diciamo, di questo, diciamo, questa scoperta che loro poi hanno messo anche su Nature Astronomy e su Astrophysical Journal Letter, quindi due riviste, diciamo, molto importanti diciamo, dell'astronomia. Quindi questo è quello che hanno detto, quindi hanno detto all'1% forse della verità, come dice Fabrizio, quindi
hanno detto quello, quel poco poco che giusto per, come si dice da noi, per farci fessi e contenti, così diciamo qua a sud. Sì, sì, lupus, e io lo dico, questi lo fanno come diciamo noi qua a sud, quando uno ti prende in giro, si vuole, questo ti fa fesso e contento, cioè hanno dato una piccola notizia, adesso tutti quanti sono felici e ci hanno fatto belli belli. Quindi adesso ha visto, hanno detto la verità, era una sostanza organica, quindi noi ci crediamo che questi hanno detto una bella verità, hanno detto finalmente un po' di verità, ma avranno detto all'1% di quello, diciamo che realmente è o sarà, quindi non si sa. Quindi diciamo si sono puliti la coscienza dando l'1% di verità a noi comuni mortali, quindi figurati se questi dicevano un po' un 50% di verità, non voglio dire il 100% perché capisco che sono cose che non vanno dette, diciamo proprio. Bravo, a chi è dato è dato e chi ha avuto. Quindi è così ragazzi, quindi chissà che cosa era, chissà se tornerà a passare di qua, perché giustamente questo è quando mai. Ma no, ma guarda, guarda, sinceramente non mi immagino come tutti quanti, come Alessandro fa vedere quella faccia verde con gli occhi neri, cioè non me ne immagino così. Cioè, io non credo che gli extraterrestri siano verdi, oppure come ci hanno insegnato a noi, o verdi o grigi come dicono. Secondo me sono di un'altra natura proprio, sono tipo, che ne so, tipo fantasma credo io, quindi incorporei, come senza un corpo, quindi penso che non siano col corpo tipo grigio, piccolino, verde, o una cosa così. Se poi ragazzi ci sono tante civiltà aliene, allora sono cose diverse, quindi diciamo se una galassia è fatta un'evoluzione diversa, un'altra galassia è evoluta diciamo, sì, di solito l'incredibile Hulk verde, sì, quello oramai diciamo sono così, uno se deve disegnare un alieno ti fa l'omino con la faccia lunga e i due occhioni neri e te lo fa verde, quindi è questa l'idea nostra di, diciamo, di alieno, quindi oppure con la testa grossa tipo grigio e diciamo, l'immaginiamo così. Poi ci sta chi addirittura i rettiliani, quindi tante persone dicono che ci sono i rettiliani, ci sono i grigi, ci stanno un sacco di razze, quindi poi dobbiamo vedere ragazzi, è vero che noi diciamo abbiamo avuto delle prove e tutte, però dobbiamo pure vedere se in effetti prove non ce ne sono. Perché è vero, abbiamo visto video, abbiamo visto tutto quello che vogliamo dire, ragazzi, però sapete, con la tecnologia di oggi i video possono essere falsati, quindi non possiamo mai sapere se un video, ragazzi, è reale al 100%, cioè possiamo dire sì, sta strano fenomeno qua e là, però come ben sapete poi possono essere manipolati, quindi non puoi dire sì, è vero, ragazzi, quello ha visto il disco volante. Ad esempio, io ultimamente ho fatto dei video, quelli so, ho capito, è Ken i Guerrieri. Adesso abbassi chi cartone animato, eh. Cioè, voglio dire io, finché è una cosa amatoriale si vede come a me faccio fretta, vedo qualcosa di strano, tutti quanti a vedere, non si sa che cos'è, allora finisce qua. Sì, lotta libera. Poi al finale invece su YouTube andiamo a vedere e vediamo la navicella che si ferma, poi si fa il giro di perlustrazione, cioè possibile che quel giorno sta cosa gigantesca stava lì e nessuno l'ha vista. A volte io ho visto un video dove appare un grande UFO sui grattacieli a New York e dico possibile che l'ha visto solo lui questo? Cioè, dai, è falsissimo, non può essere. Aveva la coda, sulla coda dice, ma stiamo a posto. Quindi diciamo, non può essere che solo una persona abbia visto questa cosa. Pure io da piccolo ho visto qualche cosa di strano, però
stiamo sempre a dire quelle. Quindi, che possiamo dire? Io ho visto una cosa rotonda che sfrecciava, però può essere anche di origine terrestre, quindi non diamo per scontato che, brava Alessà, ci sono pure gli ologrammi, non diamo per scontato che quella cosa che abbiamo visto sia di origine extraterrestre, può darsi pure che dentro ci stavano persone come noi, persone che lavorano alla NASA, alla ESA, ai servizi segreti, che ne sappiamo? Non è che noi abbiamo, qualcuno ha visto disco volante, ha bussato, ha detto aprite per piacere, ci fate vedere come siete. Cioè abbiamo visto semmai un disco volante fluttuare nel cielo, andare via, perché ci sono comunque avvistamenti così. Sì, ma nessuno ha visto dentro veramente che cosa c'era. Quindi non è che abbiamo prove di che? Di aver visto un velivolo che è diverso da quelli che normalmente noi siamo abituati a vedere, quindi magari cose militari, Lupus, e quello è il problema, che sono tecnologie che adesso noi non sappiamo, che non hanno mai detto. Quindi può darsi pure che tutti quei dischi che noi vediamo, ragazzi, siano di natura terrestre. Tu facci caso, io quando ho visto quel famoso disco volante da piccolino, ragazzi, io non ho sentito il suono della velocità, come mi dici. L'area 51, Alessandro, l'area 51 hanno detto che è una base, ultimamente ho fatto un video su questo, è una base aerospaziale che stanno facendo velivoli tipo alieni. Gli hanno detto che la base degli UFO sta all'S4, che sarebbe un'altra stazione, diciamo, dell'area 51. Sta più o meno a 16 km da area 51. In effetti dicono che hanno cambiato tutto. Capisci? Dove sta l'area 51 ci doveva essere gli alieni, e invece ci sta l'aerospaziale, cioè dove fanno gli, diciamo, aerei nuovi di nuova generazione, tipo disco volanti, e poi all'S4, che era l'aerospaziale, hanno portato gli UFO, quindi per confondere le persone. Quindi se adesso faccio un esempio, andassimo tutti quanti lì a entrare nell'area 51, sì, li hanno spostati, troveremo che costruiscono velivoli tipo UFO, quindi rotondi, queste forme nuove, stanno studiando queste tecnologie. Giustamente questa tecnologia da dove l'hai presa? Sicuramente nell'S4, come ha detto loro, ci stanno gli dischi volanti e qualche prigioniero, diciamo, extraterrestre. Quindi mo dobbiamo vedere se quello che sta lì è prigioniero oppure collabora con, diciamo, i terrestri. Quindi non sappiamo, non gli dico prigioniero per dire, però può darsi pure che sia in forma amichevole e che dà informazioni sulla progettazione di aerei, diciamo, come loro. Quindi che ne sappiamo? Io dico prigioniero per dire che stai chiuso lì e buonanotte. Però può darsi pure che io mi sbaglio, in effetti quello sta lì di sua spontanea volontà e collabora con la NASA, la ESA e tutti i servizi, diciamo, segreti, deviati e tutti. Quindi può darsi pure che io tipo Black State Address. Quindi diciamo ragazzi è sempre il solito casino, non cambia mai nulla, quindi vabbè ragazzi, vi auguro buona serata. Pure io sono stanco che ho fatto una giornataccia a perdere tempo a finale, quindi non abbiamo trovato nulla. Però ritenderemo, quindi come si dice, non molliamo. Come diciamo qua, barcoliamo ma non molliamo. Quindi sarà per la prossima volta. Quindi una giornata proprio fuori, diciamo, dal normale oggi. E poi a finale non abbiamo trovato nulla. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo, dai, un altro video lo voglio fare dopo, tanto è presto ancora. Tanto quando vado a dormire sicuramente crollerò sicuro. Ciao a tutti ragazzi, a dopo. Ma può darsi pure, questo è sicuro che non siamo pronti, Livia. Su questo non ci piove, però purtroppo prima o poi se ci stanno lo dovranno, oppure lo vedremo, non è che dovranno dire. Prima o poi lo sapremo. Quindi puoi nascondere un anno, 10 anni, 20 anni, ma non per sempre. Vabbè, ciao ragazzi e buona serata. Ciao.
Ciao Maria, ciao Loredano, ciao Lupus, ciao a tutti, ciao Avvocate, ciao a tutti ragazzi.